Settimana dell'ambiente è dedicata al suolo e anche con una punta alla riscoperta del valore ambientale delle terme euganee. Sì, un suolo che è fondamentale poi per la qualità dei prodotti agricoli, della salute dei cittadini, di un territorio che vede appunto nella tutela delle risorse naturali, acqua, suolo, aria, gli elementi fondamentali per quella che è un obiettivo ambientale fondamentale della Regione Veneto e collegata poi anche a quelle che sono le valenze proprio specifiche del nostro Veneto, in particolare le terme euganee che appunto abbinano acqua termale con il fango, quindi un connubio che dimostra qual è la valenza anche sanitaria, dei benefici anche alla salute che può dare un territorio ben conservato. Settimana dell'ambiente nell'ambiente quest'anno. Sì, abbiamo voluto appunto creare dei momenti di contatto con il territorio su temi specifici, andando magari dalla montagna al mare, ma soprattutto dando la possibilità ai cittadini ancora una volta di poter accedere a degli ambienti naturali, a dei siti fondamentali nell'ambito dell'ambiente, in impianti che sono fondamentali nella gestione di certi servizi, dall'idroelettrico ai rifiuti, che poi diventano elemento di valore aggiunto che a livello di attività di tutela e di azione di conservazione dell'ambiente sono fondamentali.